Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Lo sport adesso, il Rende vince il ricorso presentato al collegio di garanzia del CONI contro l'esclusione dalla Serie C e ottiene il ripescaggio. I biancorossi inseriti nel girone C di Lega Pro. Vediamo. Giovanni Ciarullo, dunque è ufficiale, vinto il ricorso presentato al CONI, allora il Rende ripescato in Serie C? Sì, è stata ristabilita la giustizia nella quale abbiamo creduto sin dall'inizio, sin dalla paradossale esclusione di una settimana fa. È partito da allora una vera corsa, una rincorsa ad avere giustizia. Lo ha fatto in primis il Presidente, che già aveva fatto tantissimo per riportare il Rende dopo 33 anni in Serie C. È stata una settimana impegnativa, convulsa. Gli ultimi 2 giorni io sono stato col Presidente qui a Roma, dove abbiamo poi seguito anche l'udienza. Insomma, è stata una vittoria che meritavamo. Il Rende è in C, secondo me, giustamente, dopo aver conseguito questo successo prima sul campo qualche mese fa e poi adesso mettendo a posto le carte per poter far parte del campionato professionistico di Serie C. Quindi una settimana difficile che si chiuda nel migliore dei modi. Adesso c'è da lavorare per completare la squadra e quindi affrontare un campionato difficile e prestigioso. È vero, c'è da fare moltissimo. Però è chiaro che adesso si riparte con uno slancio nuovo. Noi abbiamo di fatto, quando abbiamo finito il campionato di Serie D, non abbiamo mai avuto un attimo di pausa nel preparare questa stagione e non ci aspettavamo questa clamorosa battuta d'arresto di una settimana fa. Avevamo messo su tutta una serie di iniziative per poter farci trovare pronti, dall'adeguamento delle strutture alla parte tecnica per la quale abbiamo lavorato in funzione di una squadra di Serie C. Ci rimane molto da fare, ha ragione lei, però credo che questa giornata ci consegni probabilmente il vigore giusto per poter farci trovare pronti alla prima di campionato. E non possiamo sbagliare, ci faremo trovare pronti.